Tram, no tram, mobilità, ecco cosa faranno i candidati sindaco per quanto riguarda questa tematica per la città di Padova. Ma Casa Pound innanzitutto è contrarissimo a questo tram, cioè è un tram che è nato vecchio, un tram che ha dei grossissimi problemi, questo che viaggia su rotaia, addirittura l'azienda che l'ha prodotto è fallita, non si trovano più i pezzi di ricambio, quindi diventa problematico quando si rompe. Ecco, noi siamo per non fare un'altra linea su rotaia, noi siamo per un tram elettrico su gomme che si muova senza inquinare, che raggiunga quei punti della città che effettivamente sono scollegati, ma che soprattutto prolungare l'orario delle corse, perché non è pensabile rivitalizzare una città dove un ragazzo a mezzanotte all'una non ha più mezzi per ritornare a casa. Benissimo, facciamo correre questi mezzi anche fino alle 2, alle 3 di notte, in modo che diamo la possibilità a tutti di star fuori e rendiamo così la città più vivibile. Un'altra cosa che ritengo fondamentale è per esempio il discorso delle auto elettriche, i tassisti per esempio. Allora, non è possibile prolungare l'orario del tram fino a determinata ora, facciamo una convenzione con i tassisti, cerchiamo di farli munire anche loro di auto elettriche e i tassisti portano in giro la gente, magari a gruppi di 4 persone, facendogli pagare più o meno il biglietto che pagherebbero in un tram, anche nelle ore di notte. Insomma, l'importante è non inquinare e rifar muovere la città. Io sono d'accordo su una mobilità ecologica e anche sul ripristino del diretto piazze, ma ritengo che il punto cardinale della mobilità padovana sia completare quel piano urbano della mobilità che non si è mai più completato da 10 anni. Per essere completato questo piano urbano della mobilità ha un bisogno cardine, quello di creare altre 2 linee di metropolitana di superficie, a batteria o ovviamente a linea elettrica, che portino i lavoratori dalla stazione alla zona industriale e portino gli studenti sempre dalla stazione che arrivano agli istituti, per cui dagli istituti universitari più vicini fino ad Agripolis. C'è bisogno perché un sistema solo di SIR 1 non funziona. Il governo tolse il finanziamento di 60 milioni di euro per le altre 2 linee di SIR perché l'amministrazione Bitonci nei suoi primi 6 mesi non dimostrò di essere in grado di mettere giù i cantieri, per cui venne dedicato a Milano quella cifra. Ora noi dobbiamo ritrovare quella cifra per avere 2 linee di tram di superficie elettrico o a batteria che coprano quello che deve essere un trasporto pubblico in cui chi arriva da fuori o chi arriva da dentro mette nel parcheggio scambiatore l'auto e attraverso il tram o i bus senza inquinamento raggiunge le zone della città. Questo è l'unico modo per avere una mobilità che sia esente da problemi. Per quanto riguarda il mio programma, il programma del 5 Stelle è quello di presentare un progetto integrato ma di durata trentennale di quello che è appunto un progetto di mobilità sostenibile. Cosa vuol dire? Una mobilità ecologica. È chiaro che noi siamo ovviamente a quello che è il concetto del trasporto pubblico perché in un qualche modo tutela anche, se vogliamo, quella che è anche il rispetto anche nell'ambiente. Quindi una mobilità con dei bus elettrici ovviamente ecologici, quindi, ma dobbiamo in questo caso anche incentivare ovviamente l'utilizzo del trasporto pubblico. Allora il trasporto pubblico viene utilizzato nel momento in cui io consento a tutti i cittadini di Padova e dei quartieri di accedervi e quindi ecco un potenziamento delle linee anche per quanto riguarda la questione delle linee del weekend, alcune linee notturne come ci chiedono anche i giovani ovviamente e dobbiamo anche favorire in un qualche modo l'utilizzo di questo non solo in termini di servizi e di efficienza e di tempo, ma anche magari nel costo del biglietto, quindi prevedere eventualmente anche una decurtazione di quello che è il costo ovviamente del trasporto pubblico per determinate fasce di età e nella ricorrenza di alcuni eventuali momenti dell'anno in cui appunto si tende ad utilizzare questo tipo di trasporto, quindi una mobilità ecologica, ripristino del diretto piazze ovviamente e cercare di collegare ovviamente tutta il comune, i vari quartieri. Allora, mobilità
chi lavora in zona industriale e fa i turni non sa come tornare a casa. Spesso i giovani e anche i meno giovani dopo un certo orario non riescono a tornare a casa oppure devono aspettare i mezzi pubblici per tanto tempo. È un dato di fatto, un problema che c'è. Come lo possiamo risolvere? Nelle mie 21 azioni, una prevede l'integrazione oltre ai bus pubblici anche i bus privati. Questo nell'ottica di dare un servizio migliore al cittadino. Bus elettrici, accompagnati per esempio anche da taxi elettrici che fanno magari a tappe fermate. So che non si può fare la linea, ma si possono fare delle tappe, fanno salire e scendere i vari passeggeri. Biciclette elettriche, motociclette elettriche, questa è una cosa molto importante. Dobbiamo incentivare assolutamente la mobilità sostenibile. Siamo la quarta città più inquinata d'Italia e abbiamo la necessità di stare attenti, di conciliare il servizio che diamo al cittadino con la questione dell'ambiente. Sono due aspetti che non possono essere scollegati tra di loro. Si può fare, dobbiamo solamente avere la buona volontà di farlo, dobbiamo concentrarci sul fatto che il cittadino è al centro di tutto l'interesse dell'amministrazione comunale. Se si fa questo avremo un grande risultato nei prossimi anni. La mobilità mi trascina in uno dei temi che diciamo così, ho affrontato nella mia attività di ricerca, nella mia attività universitaria. Noi vogliamo cambiare radicalmente la mobilità di Padova. Stiamo vivendo una situazione che è paradossale. È come quando si entrava in un cinema dove si fumava. Sembrava normale entrare in un cinema con il fumo. Oggi, se solo una persona fuma in un cinema, si ha una sensazione di disagio. Ecco, è quello che io provo andando in una città che è invasa dal traffico e quando io sono in bicicletta soffro questo. Dobbiamo assolutamente rivoluzionare la mobilità a Padova, potenziando il trasporto pubblico locale su corsie dedicate e scoraggiando l'uso dell'auto pubblica non con le multe o con le chiusure, ma rendendo più conveniente l'utilizzo dei trasporti pubblici. Allora la nostra idea è quella di avere un anulare all'interno delle tangenziali, di mezzi dedicati elettrici e degli mezzi radiali che possono far raggiungere tutta la città in tempi certi e con, diciamo così, delle cadenze e delle modalità di trasporto accessibili anche per le persone più anziane. Oggi ci sono persone anziane che dopo le 8 di sera non possono uscire di casa perché non hanno i mezzi pubblici, molti quartieri non sono serviti. È una cosa assolutamente inadeguata per una città europea del XXI secolo. Allora la nostra idea è zone a 30 all'ora all'interno del centro cittadino e dei mezzi pubblici di cui diventare orgogliosi. La mobilità è un punto fondamentale per Padova. Ricordo solo che 2 anni fa APS Mobilità ha perso 1,5 milioni di passeggeri. Non funziona, perché è stato fatto qualcosa che non ha trovato riscontro nei cittadini. Per cui, prima cosa, il tram continua senza ombra di dubbio. Qualcuno ha proposto di toglierlo, penso sia una sciocchezza. Però le interrompo, ma nella sua, lei diventa sindaco, lei vorrebbe fare anche la seconda linea del tram? Io oppure... penso che vada valutato la componente dei autobus, filobus elettrici. Penso che io dovevo andare anche a Hamburgo a visitare prima di questo incidente, visitare dal vivo per capire. Io penso che l'elettrico sia il futuro, ovviamente, con strade dedicate in modo tale da fare un salto di qualità. Questo serve anche per l'inquinamento, perché l'inquinamento, se non si combatte con la mobilità, se non si piantano alberi, se tutti gli edifici di Padova pubblici non passa il fotovoltaico, io penso che è difficile. Ogni anno ci lamentiamo in inverno perché abbiamo il PM10. Il PM10 si risolve solo in questo sistema. Ma che sia chiaro che questo è un tram assolutamente vecchio, è nato come una sperimentazione, un ibrido, è stato utilizzato in poche città in Italia, anche all'estero. Si chiama Translor, la LOR non lo produce più, quindi comincia già adesso la difficoltà anche di trovare
i ricambi necessari e anche le manutenzioni, quindi nel tempo bisognerà pensare anche a una soluzione alternativa. Un peccato perché sono stati spesi decine di milioni, centinaia di milioni di euro per realizzare una infrastruttura che è vero che molti padovani prima non l'amavano e adesso magari la apprezzano anche per la velocità degli spostamenti, però guardate, lo dico a chi mi ascolta questa sera, il tema non è la rotaia, perché quel tram corre sulla rotaia, ma la rotaia non è portante, indica solamente ovviamente la corsia preferenziale. Il tema è le corsie preferenziali. Per le corsie preferenziali va bene anche il bus elettrico, costano 500.000 euro, sono bus che Bus Italia ha già cominciato ad acquistare. Abbiamo ottenuto un importante finanziamento su nostra domanda, un finanziamento di quasi 15 milioni di euro, metà di questo finanziamento è per acquistare 11 bus elettrici, quindi noi crediamo nella mobilità elettrica, corsie preferenziali a guida ottica. Questo è il futuro non solamente per Padova ma per tutta l'Europa. Essendo una città un po' complessa per quanto riguarda la viabilità, sentiamo cosa dicono appunto i candidati sindaco inerenti alla viabilità e alle piste ciclabili. Viabilità. Casa Pound parte con un'idea rivoluzionaria, eliminazione dei dossi. Per questa città è piena di dossi, noi li vogliamo togliere, sostituendoli con segnalazioni luminose o con dissuasori acustici, quelli che ci sono in autostrada. Il problema dei dossi non è solo dal punto di vista estetico. Molti autisti delle ambulanze hanno rilevato che sono pericolosi per il trasporto delle persone infortunate dentro i mezzi. Questa è la nostra prima cosa. Per quanto riguarda ridisegnare la viabilità, perché veramente ci sono delle cose a Padova che non funzionano assolutamente, cioè c'è stata la mania delle rotatorie, perché hanno detto che le rotatorie risolvevano il problema del traffico. Se voi andate in stazione alle 5 di sera ci sono 2 rotatorie bellissime, ma ci sono anche tutte le sere 2 vigili che regolano il traffico sulle rotatorie, perché sono intasate da qualche genio che ha pensato bene di far uscire i pullman della SITA direttamente sulle rotatorie, quindi si creano dei caos allucinanti. Quindi ridisegnare la viabilità in città. Piste ciclabili, sono d'accordissimo, piste ciclabili protette, non in balia degli automobilisti che possono metterci la macchina dentro la pista ciclabile, eccetera, eccetera, però contemporaneamente tolleranza zero nei confronti dei ciclisti, perché se becco un ciclista che corre in bicicletta sul marciapiede ed è un pericolo per gli anziani, per tutte le persone, gli sequestro la bicicletta come sequestrerei una macchina, perché è potenzialmente pericoloso. Noi abbiamo l'obiettivo di ottimizzare la viabilità e la sosta. La nostra città ha bisogno certo di piste alternative, di piste ciclabili che siano protette e che non fungano da parcheggio come succede oggi a Ponte di Brenta o altre zone periferiche, ma che siano ben individuate anche culturalmente come piste per i cicli con la famiglia, ma anche per andare a lavorare, perché nelle città moderne si va a lavorare anche in bicicletta. Oggi nella nostra città non è possibile perché non abbiamo ancora questo sistema di mobilità pubblica che funziona, e non abbiamo ancora soprattutto dei sistemi di sosta, cioè i famosi parcheggi, che riescano a dare il cambio sia nei grossi percorsi, per cui a lato del SIR 1, i famosi parcheggi scambiatori, sia nelle piccole radiali interne che dovrebbero essere serviti da bus ecologici e che dovrebbero avere quelle unità di parcheggio che servono poi al cittadino per lasciare anche internamente la macchina e poter girare internamente la città attraverso i bus. Ultima cosa che può essere interessante, perché non ripristinare il sistema ferroviario metropolitano regionale? Guardate che siamo una città estremamente vicina alla linee ferroviarie, si potrebbero creare delle nuove formate come a San Bellino, a Mortise, a Chiesa Nuova, alla Mandria e a Montà, e noi rimetteremo attraverso il treno in collegamento interno la città attraverso la sua vicinanza alla rete ferroviaria.
Allora, innanzitutto proprio per la nostra particolare attenzione a quello che è il rispetto dell'ambiente e all'aria, ricordiamo che Padova è una delle città, se vogliamo, anche più inquinate d'Italia. È chiaro che noi siamo sicuramente per quello che è l'utilizzo e il potenziamento delle piste ciclabili, però io aggiungerei una parola chiave, soprattutto protette ed evidenziate, perché se noi andiamo a vedere molto spesso nelle piste ciclabili ci troviamo molto spesso anche delle auto parcheggiate in mezzo lì che non consentono lo scorrimento. Non solo, è chiaro che ci sono alcuni punti della città che sono francamente anche intasati dal traffico, ci sono alcune zone della città come via Gattamelata per esempio che è una continua ovviamente densità di traffico che non consente uno smaltimento, quindi lì c'è un intervento da fare eventualmente con un cambio eventualmente anche di senso direzionale. Parliamo anche dei viadotti della città, le tangenziali che hanno deturpato orrendamente quello che è l'ingresso anche da parte dei cittadini ovviamente in quello che è l'ingresso delle città, delle porte della città. Non ultimo appunto ripristinare i diretti piazze che sono stati, lo ricordo ancora una volta, cancellati proprio, e questo lo richiedono non solamente i quartieri ma lo richiedono a gran voce anche il centro che si è proprio visto mancare gente per poter in un qualche modo vivere anche quello che è l'offerta del centro, quindi collegare anche con dei percorsi notturni. Cioè, io credo che sia miope credere e ragionare su una città, Padova e basta. Ormai abbiamo una città metropolitana, abbiamo tutti i comuni limitrofi che sono tutti collegati con la città. È difficile a volte distinguere dove inizia e dove finisce la città di Padova. Quindi noi dobbiamo pensare assolutamente a un sistema di viabilità che tenga conto a livello sistemico dei paesi vicini, anche dei paesi vicini. Abbiamo la necessità di migliorare, completare le piste ciclabili di cui si parlava, perché in alcuni tratti non solo sono poco evidenziate ma addirittura mancano, sono pericolose in alcuni tratti, spesso capitano degli incidenti. C'è la necessità di ripristinare, io già 3 mesi fa ho detto di ripristinare il Pollicino, il cosiddetto diretto piazza, in modo da consentire un accesso al centro ma anche un accesso per esempio all'ospedale. L'ospedale oggi è privo di parcheggi, vi è la necessità di trovare una soluzione. In attesa di sapere sul nuovo ospedale si può ipotizzare un parcheggio scambiatore, per esempio anche all'attuale Euganeo, fare in modo che ci sia poi un diretto che vada e viene con tempi precisi che porti in ospedale, perché il cittadino prende volentieri i mezzi pubblici, così come avviene quando si va in altre parti delle città del mondo, però ha bisogno di avere la certezza dei tempi, della certezza del comfort e la certezza che il prezzo sia adeguato. In questo senso anche per gli studenti io penso a un prezzo agevolato per chi viene da fuori città all'università in città. Le piste ciclabili sono una delle capisaldi del nostro programma, abbiamo una montagna di ciclisti che ci supporta, è importantissimo. Qualsiasi città del nord Europa basa la sua mobilità urbana sulle biciclette e Padova può fare altrettanto perché ha le dimensioni adeguate per questo. Vogliamo potenziare le piste ciclabili ma vere, quindi su sede riservata, e quando noi andiamo a creare delle corsie per i veicoli a motore, diciamo così, solo riservati, possiamo allargare lo spazio disponibile per il marciapiede e per le piste ciclabili. Vogliamo quindi creare una rete di piste ciclabili che consenta di raggiungere ogni parte della città in sicurezza, senza rischi per i ciclisti e per gli automobilisti, e vogliamo portare il più possibile i parcheggi all'esterno della città. Non ha senso fare un parcheggio alla Prandina dove si è già all'interno della zona critica, diciamo così, dal punto di vista del traffico. Per cui grandi parcheggi scambiatori nella periferia della città, come avviene in qualsiasi città moderna, e poi i mezzi pubblici che consentano, insieme alla bicicletta e insieme sulle distanze più lunghe, mezzi elettrici che consentano di raggiungere ogni posto della città. Questo credo sia un modello di città moderna. Poi in particolare sulla bicicletta e le piste ciclabili io mi sono innamorato dei sistemi di bike sharing che ho visto in giro per il mondo, geolocalizzati, che possono fare di Padova una città veramente moderna e godibile. Le piste ciclabili per me sono importantissime. Noi siamo una città che utilizza moltissimo la bicicletta. Oggi sono 28 stazioni di bike sharing e la mia idea è di portarle a 100 stazioni di bike sharing.
perché andare in bicicletta è sicuramente un vantaggio sotto l'aspetto inquinamento, sotto l'aspetto del salute, e la gente deve imparare. Noi abbiamo l'esempio di città del nord che vanno in bicicletta tutto l'anno, non solo i 2 o 3 mesi estivi. Per cui sicuramente uno dei miei obiettivi è portare il bike sharing a 100 stazioni, e tra parentesi non solo a Padova, ma anche i comuni limitrofi. Però per fare le piste ciclabili, mi scusi, sicure, in sicurezza, le strade di Padova e della prima periferia di Padova non sono proprio l'ideale. Bisogna fare sì che i tecnici trovino una soluzione. Secondo me non è difficile, basta circondarsi di persone capaci. Secondo me queste cose qua si risolvono, perché la bicicletta oggi, d'altronde noi abbiamo una popolazione di studenti a Padova, sia universitari sia di scuole medie e superiori, 100.000 studenti. È ovvio che ci sia la bicicletta, è ovvio che ci vuole rispetto reciproco, è ovvio che va incrementato il tutto. Sulla viabilità abbiamo approvato un piano urbano del traffico. Un piano urbano del traffico ovviamente dovrà essere rielaborato fra qualche settimana, i lavori ovviamente stanno andando avanti. Abbiamo iniziato con la Stanga, un progetto non ci credeva nessuno, che ha risolto un tema puntuale di Padova. Quanti padovani hanno passato 20 minuti, mezz'ora, anche un'ora in attesa su quei 6 bracci, anche soprattutto quando c'era qualche incidente. Adesso la viabilità è fluida e così passeremo ad altri nodi importanti del traffico di Padova. Però c'è un progetto generale, all'interno di questo progetto generale sono stati creati ovviamente dei progetti puntuali che vanno, come dicevo prima, la Stanga, poi Ponte Vigo d'Arzere nord e sud, perché il progetto che sta andando avanti adesso è Ponte Vigo d'Arzere sud, ma c'è anche da prendere in mano Ponte Vigo d'Arzere nord. Io ho capito che la cittadinanza là non vuole il progetto che abbiamo presentato, che andava a togliere una parte verde, lo rifaremo, anzi settimana prossima presenterò un nuovo progetto che non va a toccare assolutamente le zone verdi, però insomma è una situazione che va risolta. È tanti anni che si fa finta di niente a Padova relativamente ai problemi di traffico e viabilità. Sulle piste ciclabili, molte piste ciclabili e molti lavori stanno già iniziando, se penso via Zizza Murano, via Bembo, ecco, quindi ci sono lavori già in corso per piste ciclabili. È previsto ovviamente uno sviluppo di tutta la rete ciclopedonale a Padova. Il prossimo tema, basta dire la parola, ospedale. Maurizio Meridi e Casa Pound sono contrarissimi alla creazione di un nuovo ospedale. Noi siamo per la ristrutturazione del vecchio. Ci sono intere ali di questi enormi edifici che sono abbandonati. Io penso che si possono tranquillamente rimettere a norma, creare dei posti meravigliosi. È un bellissimo luogo l'ospedale di Padova. E soprattutto, ecco, la prima cosa che farei con i soldi risparmiati dalla costruzione del vecchio, farei un altro pronto soccorso, perché ecco, una cosa che trovo scandalosa dell'ospedale, che se uno deve andare in ospedale deve stare al pronto soccorso 4-5 ore, come succede spesso e volentieri. Benissimo, allora intanto ingrandiamo anche il pronto soccorso, ma sempre sul vecchio. Poi Padova è l'eccellenza per quanto riguarda la medicina e chi si lamenta di questo ospedale gli consiglierei di fare un giro negli altri ospedali, non dico del Veneto ma di altre regioni. Io per sfortuna ci sono passato per gli ospedali di altre regioni e vi assicuro che il nostro ospedale in confronto è un hotel a 5 stelle, cioè poche realtà superano la competenza e la bravura e la struttura del nostro ospedale. Sempre con i soldi che risparmierei da costruzione del nuovo ospedale, risolverei un altro gravissimo problema dell'ospedale che ha l'ospedale vecchio, i parcheggi, perché non è possibile che uno che deve andare a farsi una visita in ospedale non sappia dove sbattere la macchina o se devo andare a trovare un familiare non so dove mettere la macchina. Quindi no all'ospedale nuovo.
Diciamo che di nuovo ospedale si parla da 10 anni a Padova, però in questi ultimi 2 anni e mezzo si sono cambiati 4 siti e si sono creati una serie di problemi anche di individuazione dell'ospedale, delle eccellenze territoriali, che hanno cambiato molto i finanziamenti, impoverendoli, che hanno cambiato i moduli da creare. Allora, vedete, il problema è che non c'è ancora un accordo firmato, c'è una dichiarazione di intenti e l'ex sindaco Bitonci non è riuscito ad avere un accordo con tutto quello che la legge prevede per un accordo con la Regione. Io dico 2 cose, è evidente dall'atteggiamento della Regione e dell'Università che l'ospedale delle eccellenze non si può fare nuovo su vecchio, però resterà il nuovo su vecchio perché non può restare un buco di quelle dimensioni a Padova come ospedale di cura. Si penserà a una nuova collocazione per l'ospedale delle eccellenze Veneto e qua c'è da scegliere la zona giusta, ma non farlo facendo spendere più tasse ai cittadini come vuole farlo fare Zaia e Bitonci. Bisogna farlo avendo un'idea di proprietà. Padova Est è più di proprietà di altre zone che magari erano più efficienti come al sud della Guizza dietro il parcheggio scambiatore. Quello che però è importante è che si scelga velocemente e che i padovani abbiano il loro ospedale di cura, il loro ospedale delle eccellenze. E se ci fosse un progetto volentieri, ci si chiede se firmerà o meno Borile questo documento, qualora dovesse divenire sindaco. Si tratta di una semplice dichiarazione di intenti, di lavoro progettuale. Attualmente non c'è alcun tipo di ospedale. Nella precedente amministrazione abbiamo visto Padova Ovest, Padova Est, i litigi con Zaia, abbattere il Sant'Antonio, ricostruirlo al posto del monoblocco. Io parlerei di una visione schizofrenica personalmente. Io personalmente sono ben disposto a firmare il documento per sedersi attorno ad un tavolo e parlare di un ospedale. Qui si tratta, in altre parole, di stare fermi altri 20 anni o di partire. Vero è che, attenzione, il vecchio non può essere smantellato. Abbiamo investito quasi 250 milioni sul vecchio. Io questi soldi sono ben favorevole perché vengano ovviamente ottimizzati, quindi è impensabile abbattere il vecchio. Per quanto riguarda invece un progetto del nuovo ospedale, stiamo parlando di un progetto di base di 700 milioni, quindi vuol dire che crescerà. La Regione ne ha stanziati 150 milioni, 50 milioni all'anno. Dove sono gli altri 600 milioni? Abbiamo la copertura per fare il nuovo ospedale o è una nuova tassa regionale che penderà su tutti i padovani e su tutti i veneti? Noi siamo per migliorare l'efficienza del servizio sanitario regionale. Se questo comporta fare un nuovo ospedale, ben venga, ma attenzione a non mettere nuove tasse sopra i padovani. Questo no. Una delle 21 azioni prevede una consultazione dei cittadini padovani su dove fare questo ospedale. Est, Ovest, nuovo su vecchio, ex psichiatrico, ovunque venga proposto, le parti fanno vedere ai cittadini le loro ragioni, ci fanno vedere i numeri e i cittadini decidono. Quindi, fermo restando che la collocazione per quanto mi riguarda non è fondamentale invece un altro aspetto, il soddisfacimento di 5 punti. Primo, la copertura finanziaria, non deve gravare sulle tasse dei cittadini, ci vorrà circa 1 miliardo per fare questo ospedale, al momento non si sa i soldi da dove verranno presi, da dove arriveranno. Seconda cosa, una valutazione sull'impatto ambientale partendo dalla viabilità, non si può costruire e poi fare le strade, bisogna, come si fa in tutte le parti del mondo, prima fare le strade e poi costruire. Terzo, un campus universitario per i residenti che studiano medicina. Quarto, la possibilità che entro certe cifre lavorino gli artigiani e le imprese locali. Quinto, ma non per ultimo, molto importante, è che ci sia un servizio migliore per il cittadino, per esempio i tempi di pronto soccorso che debbono essere ridotti, i tempi di attesa per le visite specialistiche. Ecco, se ci sono queste 5 condizioni, fermo restando la consultazione popolare, per me la location non è importante. 1 minuto e mezzo su questo tema è poco, sintetizzo al massimo. Padova ha bisogno di un nuovo ospedale, la scelta migliore è fare questo ospedale nel sito dove si trova l'ospedale attuale, andando ad investire con coraggio in una struttura radicalmente nuova. Penso ad una struttura
che progressivamente sostituisce gli edifici esistenti, offrendo una piastra di altissima specializzazione per consentire alla scuola di medicina di essere competitiva a livello internazionale, come lo è storicamente, e al tempo stesso per dare un servizio ai cittadini padovani di una sanità di alto livello. Il sito dove si trova adesso ha la possibilità di ospitare una struttura di questo tipo, andando ad allargarsi verso l'ex macello e andando a utilizzare meglio gli spazi. Penso quindi a una struttura che integri il campus universitario con l'offerta, diciamo così, di medicina di alta specializzazione, e penso a un modo completamente diverso di gestire anche gli accessi alla zona ospedaliera, perché non è possibile che non ci sia una navetta da un parcheggio esterno che consenta di raggiungere l'area dell'ospedale. Per cui ecco, io penso a una ristrutturazione profonda dell'area, ma che dia delle risposte efficaci da tutti i punti di vista, dal punto di vista della sicurezza dei cittadini e della loro sanità, dal punto di vista della competitività della scuola di medicina, dal punto di vista dell'orgoglio di Padova di avere una delle prime strutture ospedaliere del mondo, direi. Io ragiono molto da imprenditore in questa fase e dico, sono stati spesi 160 milioni finora di ristrutturazioni, altri quasi 50 li stiamo spendendo adesso, investendo, non spendendo adesso, per quanto riguarda la torre pediatrica. Io mi rifiuto di pensare che queste cose siano soldi buttati al vento. Secondo me è fattibilissimo far sì che si possa fare il nuovo ospedale attualmente sullo stesso sito. Devo dire anche un'altra cosa, io non sono un progettista. Io ragiono a istinto, non ho visto mai i progetti, non ho visto assolutamente nulla. Io ragiono come un cittadino e come un imprenditore. Per cui, come si fa a buttare via questi soldi? Io dico, essenzialmente dobbiamo andare d'accordo con il rettore e col presidente della regione e col presidente della provincia e trovare le soluzioni. Per me funziona così. Mi sono impegnato a dire intermesi si risolve il problema. Io sono convinto che l'ospedale può essere là, anche perché altrimenti sarebbe veramente un problema pensare a quell'area lì dismessa. E Sant'Antonio, l'ospedale di Sant'Antonio, ovviamente va mantenuto nello stato attuale. Ecco, forse 1 minuto e mezzo è pochissimo per spiegare la nostra proposta. La proposta è l'unica proposta realizzabile a Padova. Non credete a chi vi dice che si può fare ancora nuovo su vecchio. Non lo vuole l'università, l'ha detto chiaramente il rettore, non lo vuole la regione che deve finanziare l'opera, va bene, non lo vuole assolutamente l'azienda. Quindi il progetto, dopo 1 anno e mezzo, 2 anni di lavoro, è stato quello. Il Comune di Padova ha trovato i 500.000 metri quadri che darà gratuitamente alla Regione Veneto a San Lazzaro. Quindi pensate, questa è l'unica proposta possibile. La Regione, insieme all'università, realizzeranno l'ospedale e il campus universitario. Cosa rimane in centro a Padova? Perché questo è il tema. Quindi il polo della salute, il polo della ricerca universitaria, il polo dell'eccellenza va a Padova Est, mentre il Sant'Antonio rimane in centro a Padova, cioè l'ospedale dei padovani, sempre dell'eccellenza, però per i servizi medici ai padovani rimane in centro a Padova, dove attualmente è stato ristrutturato e ampliato il policlinico, dove nascerà a breve anche la nuova pediatria, perché la Regione Veneto ha finanziato per 53 milioni di euro la nuova pediatria di Padova. Sono stato prima ad andare a vedere il sito è quello della vecchia pneumologia, che è completamente fuori norma. Là sorgerà un palazzo di 7 piani dove ci sarà la nuova pediatria padovana, un investimento importante per i ragazzi. Siamo arrivati all'ultima domanda per quanto riguarda i nostri candidati sindaco. Se diventaste sindaco di Padova, quale delega vi terreste? Potrei averne 2 deleghe?
può prendere quelle che vuole. Grazie. Allora mi terrei la delega della sicurezza e del sociale. Allora, sicurezza intanto perché penso che si viva meglio se la città è più sicura. Se è più sicura la gente esce, è più tranquilla, ci guadagna l'economia, ci guadagna la salute perché la gente cammina. Insomma, poi di sicurezza ne ho masticata un pochino, per cui me ne intendo e saprei un attimo come muovermi. Per quanto riguarda il sociale, ripeto, è un argomento che a noi di Casa Pound ci tocca particolarmente, e farei una cosa, sono d'accordo, le povertà eccetera, ma c'è un altro grosso problema che è l'emergenza abitativa. Ci sono degli italiani che stanno per essere sfrattati, degli italiani che non sanno come pagare l'affitto, bene. Allora io applicherei il famoso mutuo sociale, praticamente costruirei dei palazzi popolari, chiamiamoli così, e la gente che è dentro paga un affitto che è un quinto di quello che guadagna del suo reddito. Ma questo affitto è una sorta di mutuo, nel senso che col passare degli anni praticamente questo diventa proprietario della casa dove sta vivendo, senza accorgersene. Se per caso, per qualche motivo, perde il posto di lavoro o succedono delle disgrazie contingenti, sicuramente non viene sbattuto in mezzo alla strada, perché noi la casa è il punto numero 1 che dobbiamo dare agli italiani, e a Padova, ripeto, ci sono tantissime persone in emergenza abitativa, per cui sicurezza e sociale per me. Io credo che la professionalità di un individuo sia un valore assolutamente importante, però abbiamo visto molte volte, in molti casi, persone con un'alta professionalità non capirne niente di politica e non avere quei ritmi che servono a dare risposte concrete ai cittadini. Io ho una squadra di 32 persone che ho candidato nella mia lista civica, lista che intende ricreare un centrodestra ben diverso da quello autoritario e lepenista che c'è adesso. Lì ci sono avvocati, ci sono ingegneri, ci sono architetti, ci sono medici, ci sono anche imprenditori. Vedete, da questo si può prendere molto, però l'importante è avere quell'esperienza, quell'occhio e quella abitudine politica che ti fa comprendere le mosse amministrative e le velocità giuste. È per questo che io ritengo che a Padova oggi, sbloccando la mobilità e i lavori pubblici, noi otterremo il pieno delle funzioni, perché con i lavori pubblici riqualifichi, per cui dai una mano a quello che è il problema sicurezza, e con la mobilità tu rendi appetibile la nostra città all'arrivo di nuove società che diano la possibilità di lavorare ai nostri giovani, ma non solo, ma anche a coloro che a 50 anni o a 60 anni hanno perso il lavoro e gli manca un po' di tempo per andare in pensione. Per cui se dovessi tenermi, mi terrei la mobilità e i lavori pubblici. Proprio questa mattina sono usciti nei giornali quella che è la chiamata pubblica, ovviamente, per le autocandidature agli assessorati, perché intendo assolutamente affidare quella che è la delega, ovviamente, ai miei assessori per merito e competenza, ed è giusto che i padovani sappiano prima della conclusione delle elezioni chi saranno gli assessori, le competenze, i profili, e soprattutto anche, io trovo un atto dovuto che dovrebbero fare tutto, perché andranno a maneggiare, a gestire i soldi pubblici di tutti. Quindi uno deve sapere la squadra e deve conoscere i nomi. Questo per me è un principio di trasparenza e meritocrazia. Per quanto riguarda la mia delega, io ci sto pensando, però è il mio settore, in quanto studioso di antropologia della sicurezza e docente, ovviamente è chiaro la delega all'immigrazione e alla interculturalità, questo sicuramente. Intendo personalmente gestire la questione dei migranti, l'ho già detto, l'errore clamoroso, folle della precedente amministrazione è stata quella di non gestirli direttamente, di attribuire al prefetto la competenza della collocazione, che poi sappiamo benissimo come è andata, in centro storico, in Corso Milano ovviamente, anche se il prefetto aveva chiesto poi all'amministrazione precedente ovviamente dove insediare questi. Ecco, quindi è stata una deresponsabilizzazione. Io mi candido a Padova e i padovani vogliono che il sindaco prenda in mano questa situazione personalmente. Io per professione creo lavoro. Come dicevo, ho chiuso i dati di bilancio, ho dato lavoro a 10.000 dipendenti nel 2016, quindi so far quello. So gestire le risorse umane, so valorizzarle. Sono 3 mesi, 4 che faccio campagna elettorale in azienda, da me non si sono neanche accorti che manco.
vuol dire che ho delegato, ho responsabilizzato, ho motivato. Quindi terrò la delega al lavoro, al personale del comune che va valorizzato e va motivato. Abbiamo anche nel pubblico del personale straordinario che va comunque a volte anche tutelato. Va rassicurato, va motivato, va gratificato. Una delle 21 azioni, ci tengo a dire, sarà che nelle partecipate del comune si entra per meriti, per concorso e per selezione. Basta collocare i trombati di turno, i raccomandati di turno. Nelle partecipate del comune sono tante, sono 10, si entra per meriti. Bisogna dare una speranza ai nostri giovani, bisogna dare a tutti la possibilità di dire io voglio provarci. Magari poi non ho i requisiti, magari non ci riesco, ma questo discorso per me è prioritario. Sono convinto che la madre di tutte le battaglie sia il lavoro. Se c'è lavoro c'è dignità, se c'è lavoro c'è benessere, se c'è lavoro si evitano conflitti sociali, si evita la guerra tra i poveri, se c'è lavoro le persone sono più tranquille. Abbiamo bisogno di occupazione, di concentrare le nostre energie esclusivamente o a gran parte sul lavoro. Questa sarà la mia missione se divento sindaco. Guardi, io vorrei tenere la delega al coordinamento, cioè vorrei avere un ruolo in cui poter gestire e dare razionalità all'intero processo di amministrazione. Questo credo sia un ruolo fondamentale per un sindaco che costruisce la sua amministrazione sul dialogo e sul creare dei ponti tra dei mondi che oggi non dialogano. Quello secondo me è l'elemento cruciale. Mi piacerebbe tenere anche una delega alla partecipazione, che è un po' il tema che caratterizza questo percorso di coalizione civica, che caratterizza questo nuovo modo di rappresentare le istanze dei cittadini. Io voglio che a Padova ci sia un bilancio partecipato, voglio che ci sia un ruolo attivo, una coprogettazione dell'attività dell'amministrazione da parte delle associazioni e da parte dei cittadini, voglio coinvolgere questa parte vera, quindi mi preme questo ruolo di, diciamo così, coordinamento delle forze migliori della città per poterle portare vicino all'amministrazione. Io oggi ho solo l'idea di tenermi la delega per quanto riguarda la sicurezza, come detto prima. Altre deleghe oggi non mi interessano. Io sono molto fortunato. Perché sono molto fortunato? Perché io non ho nessun capo politico a cui rendere conto. A me interessa la città di Padova, non ho sostenitori, non devo rendere conto a nessun partito, non ho fatto nessun patto, per cui intendo dare le deleghe agli assessori in base alle loro capacità, ovviamente rispettando anche le situazioni elettorali, questo non c'è ombra di dubbio, perché la mia logica, io non voglio fare bella figura. Non ho nessuna intenzione di fare bella figura. Io voglio che la bella figura la faccia Padova. Io non sono un accentratore, io sono abituato a lavorare con persone di qualità. Questo nell'Interporto, nella mia azienda, nel calcio a Padova. Io mi limito solitamente a fare il regista, a coordinare queste persone. Io ho bisogno di persone di qualità. Queste persone di qualità desidero che facciano fare veramente un salto di qualità a questa città, perché è bellissima, non c'è ombra di dubbio. Io anche la sera mi affaccio dalla sede elettorale e vedo il palazzo della Ragione illuminato, a me veramente sono contento. La prima cosa che farò intanto sarà quella di firmare l'accordo di programma sull'ospedale. Abbiamo aspettato molto, a novembre eravamo pronti per firmare l'accordo, i cittadini sanno quello che è successo anche per l'ospedale di Padova, e quindi la prima cosa che farò è quella, dare un ospedale nuovo, una sanità ai padovani, altro che Verona, altro che Venezia, altro che Treviso. Per carità, tutti hanno avuto i finanziamenti, è giusto che anche le altre province abbiano i finanziamenti, però la sanità in Veneto e Padova con la scuola di medicina. Io terrò per me ovviamente la delega alla sanità, a cui tengo moltissimo, e terrò la delega alla sicurezza,
perché come ho visto negli 2 anni e mezzo passati, dove sono intervenuto io direttamente per quanto riguarda la sicurezza, il sindaco queste cose deve seguirle direttamente. E siccome la sicurezza è molto importante non solo per me ma anche per i padovani in ogni posto dove vado mi chiedono sindaco, bisogna che troviamo una soluzione, c'è troppo spaccio, c'è troppo degrado. È uno di quei settori dove io posso mettere le mie competenze e dove posso veramente cercare di cambiare le cose. Assumeremo nuovi vigili, faremo nuovi accordi, faremo nuove ordinanze, combatteremo il degrado che c'è in città, ma lo faremo attraverso una politica seria, anche di contrasto all'immigrazione clandestina, in uno slogan molto importante che è questo: prima i padovani. Prima i padovani, come abbiamo fatto per le case pubbliche, le abbiamo date prima i padovani, come... Come? La finisca come? Sì, perché il gong è una cosa come abbiamo fatto per anche gli asili, come le graduatorie per gli asili, come per insomma, le case popolari, dove con la modifica del regolamento di assegnazione il 95% delle assegnazioni sono state di padovani. Siamo arrivati alla conclusione di questa ultima puntata per quanto riguarda le amministrative, non in generale, ma l'ultima per quanto riguarda le amministrative che si terranno domenica per quanto riguarda la città di Padova. Non mi rimane altro che augurarvi un grosso in bocca al lupo a tutti i candidati sindaco e dare appuntamento a mercoledì prossimo ai nostri telespettatori per un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.